Buongiorno da Leandro Maggi, lo vedo in diretta. Sondaggio, mancano 25 giorni a Natale e vogliamo capire se la gente sente questo clima natalizio. Qua siamo tra l'altro a Portoviro, in una delle vie principali, la via anche commerciale, già ci sono le luminarie, già c'è un po' di interesse natalizio, e però sentiamo appunto i commercianti in particolar modo se questo clima lo stanno trasformando anche in interesse per i loro prodotti. Andiamo. Si sente il clima di Natale, la gente comincia a interessarsi, chiedere, comprare. Al momento sì, sono già 15 giorni che la gente viene, ancora un po' prestino, però in riga come gli anni scorsi, almeno al momento, abbiamo già le nostre sacchetti di Natale, la gente viene già. Sono un po' frenati per il discorso del cambio, perché hanno paura di comprare e quindi di non avere la possibilità di cambiare, ma noi questa possibilità la diamo, quindi anche se uno acquista in questo momento può venire a cambiare dopo Natale. Quindi un 2022 allineato al 2019 pre-Covid? Al momento sì, quindi noi a questo momento non ci possiamo lamentare, siamo contenti. La gente comincia a muoversi per i regali di Natale, voi fate i cesti, queste cose un po' particolari, e che interesse c'è quest'anno? Beh, allora sicuramente la gente si sta muovendo, da noi l'interesse principale è ovviamente il vino, però anche i prodotti, ti dico la verità, che stanno attirando molto, quindi qualche confettura, perché no, il panettone, ma soprattutto i piccoli formati, ad esempio, non lo so, abbiamo questi babà al posto del panettone, quindi insomma sì, la gente si muove, piace l'idea della confezione, quindi mista, tanti prodotti per fare un regalo insomma un po' particolare. Quindi fiduciosa per un Natale buono? Speriamo, nonostante... speriamo, dai, sì. Sì, noi abbiamo già visto riscontro già per gli acquisti di Natale e diciamo che siamo contente, abbiamo un buon prodotto e quindi abbiamo una clientela comunque fidelizzata da tantissimi anni e stanno iniziando già a venire, a muoversi per Natale, per sé e anche per fare regali. Dopo il Covid siete più o meno come il 2019 come richiesta, come movimento? Sì, anzi ti dirò di più, la gente ha voglia, soprattutto dopo il Covid c'è stato veramente una voglia di vestirsi, di pensare a se stessi per uscire e quindi acquistare automaticamente il vestito, il cappotto, il maglione a seconda del periodo. C'è stata una bella ripresa, quindi non ci possiamo lamentare. Sì, qualcosa abbiamo già cominciato a fare, qualche regalo, già la gente, perché anche ha paura di perdere la misura, la taglia, quindi già qualcosa ha già messo da parte per i regali. E adesso confidiamo anche con le domeniche anche aperti, andiamo avanti giorno per giorno e valutiamo, vediamo come andrà. Noi ce la mettiamo tutta. E siete moderatamente fiduciosi? Siamo moderatamente fiduciosi. Agenzia di viaggi, la gente sta prenotando, per Natale si smuove, va in posti esotici? Sì, allora le prenotazioni sono partite già da settembre-ottobre, abbiamo parecchie partenze già sul 23 e il 24 di dicembre. E le mete più gettonate quest'anno: Maldive, crociere, tante crociere. Una tappa nuova quest'anno per la crociera è l'Arabia Saudita, è una destinazione che sta andando per la maggiore, la stanno richiedendo intanto perché è un po' una novità. Tantissimo le capitali europee, Amsterdam, Londra, Parigi, sempre le più richieste, più gettonate. E abbiamo tantissime partenze anche su Kenya, Zanzibar e l'intramontabile New York. Volumi d'affari pre-Covid, quindi 2019-2018? Ci siamo quasi, insomma abbiamo lavorato abbastanza, purtroppo adesso c'è stato un attimo uno stop, ma proprio in questi 15 giorni perché i prezzi sono aumentati parecchio, quindi il consiglio che posso dare a tutti è di prenotare in anticipo, quindi cominciate già a pensare per le vacanze estive perché sicuramente sarà molto difficile altrimenti riuscire a trovare delle cifre buone, insomma, e di buoni prezzi. Beh, che dire, come sempre è un sondaggio non scientifico, avete visto che comunque c'è entusiasmo, più o meno tutti dicono che si sta muovendo qualcosa, ci sono più o meno dati pre-Covid, quindi 2019-2018, quindi siamo a dati abbastanza importanti, interessanti, dopo questi 2 anni che decisamente sono stati impegnativi e anche da dimenticare. E comunque buon Natale, speriamo che sia un buon Natale per tutti i commercianti, gli artigiani che ne hanno veramente bisogno. Leandro Maggi, ciao ciao!